TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Cadore, nel comune di Caerano San Marco, per un incidente stradale che ha coinvolto 2 autovetture. La sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso ha fatto intervenire la squadra di competenza del distaccamento di Montebelluna, che una volta giunti sul luogo attraverso l'utilizzo di divaricatori estraevano la vittima consegnandola alla cura dei sanitari del 118 presenti sul luogo. Nello stesso momento giungeva anche una pattuglia dei carabinieri di Montebelluna per i rilievi del caso. E nella mattinata in piazza Giuseppe Garibaldi, a Borso del Grappa, si è verificato un incidente stradale con una persona che ha perso il controllo del furgone che stava guidando e si è schiantata contro un muro. La persona è rimasta incastrata e poi liberata dalle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto, in collaborazione alla squadra di Bassano del Grappa. La persona estratta è stata poi affidata al 118 per le cure mediche. Presenti sul posto anche i carabinieri per i rilievi. E nella giornata di ieri, il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via da Conegliano nei confronti di un cittadino italiano classe 2003, residente a Pieve di Soligo, responsabile di un'aggressione consumata ai danni di un autista del servizio pubblico di linea MOM. I fatti risalgono alla mattina dello scorso 31 dicembre, quando il 22enne, per futili motivi, aveva aggredito l'autista del bus nei pressi della stazione di Conegliano, provocandogli lesioni refertate in 5 giorni di prognosi. È stato infine sanzionato per ubriachezza molesta un uomo classe 1996 residente a Susegana, ma di fatto senza fissa dimora, che si aggirava nei pressi a Conegliano, nei pressi di Via Verdi, manifestatamente ubriaco, suonando in varie abitazioni alla ricerca del proprio cellulare. Nei suoi confronti è stato comminato anche un ordine di allontanamento ai sensi del regolamento di polizia urbana. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.